Senti, allora io farei spazio ai nostri primi due ospiti. Allora li facciamo entrare. Allora, quindi ci dividiamo in quattro, ci facciamo in quattro. Vedi che ho cambiato tutta l'estetica dell'inquadratura. Allora, prima facciamo entrare, eccolo qui, Giuliano Taviani. Ciao Giuliano. Ciao Giuliano. E poi al suo fianco, poi spiegheremo perché, eccolo lì, Goffredo Gibellini. Ciao a tutti, benvenuti alla Digital Records. Yeah. Devo dire a Giuliano che ha il microfono spento, come nella migliore diretta a Pippo Baudo. Esatto, Giuliano, attivati il microfono. Giuliano, esatto. Stupendo, grazie mille. L'importante è che non era Goffredo col microfono spento, che sarebbe stato bellissimo. Dalla Digital Record. Record senza audio, che è meraviglia della meraviglia, un fonico senza audio e come tante altre cose. Senti, dopo questa cavolata abbiamo questi fior di ospiti che ci parleranno di un film, tra l'altro nominato non solo ai Nastri d'Argento, ma è stato già nominato anche ai Davide Donatello, che è Figli, ultima opera purtroppo di Mattia Torre, che doveva curare la regia, ma è venuto a mancare poco prima delle riprese, e poi sono state passate al suo aiuto regista, che poi ha filmato il film. E Giuliano, insieme a Carmelo Travia, che è il socio di merende di Giuliano, il mio conterraneo, ha fatto le musiche, e Goffredo ne ha gestito, diciamo, la parte poi finale, conclusiva del mixaggio e della messa in opera poi sul film. E vuoi fare una domanda, Marco? Ho parlato abbastanza io già. No, guarda, allora io volevo fare una domanda a tutti e due. Allora inizio da Giuliano. Tu ovviamente, Giuliano, di colonne sonore ne hai fatte decine, peraltro sì, ricordo che Giuliano prossimamente sarà ospite con una nostra intervista nel mese di luglio, proprio con una monografica, quindi non voglio anticipare molti temi che magari di cui parleremo in questa monografica con lui. Allora mi voglio concentrare soprattutto su questa colonna sonora. Ci parli un po' di questa colonna sonora, come è nata, su che si basa, da cosa ti sei lasciato ispirare? Sì. Certo, la colonna sonora, come avete detto, è l'ultima, scusate, il film, la sceneggiatura, è l'ultima sceneggiatura di Mattia Torre, che avrebbe, come diceva Massimo, avrebbe dovuto fare la regia, purtroppo poi invece è venuto a mancare, e quindi non si è fermato lì il suo percorso con questo film. È stata bravissima la produzione, è stato bravissimo il regista, spero che anche noi tutti quanti, diciamo i collaboratori, abbiamo dato sicuramente il massimo per cercare di portare a termine quest'opera che secondo quello che avrebbe pensato, avrebbe voluto Mattia. Lo conoscevamo tutti molto bene, e quindi è stato un lavoro meraviglioso. Certo, meravigliosa è una parola grossa, perché chiaramente c'è molta malinconia e molta tristezza, ma lavorare quando succedono queste cose, ed è morto proprio quando si stava iniziando a girare, quindi sul set vi potete immaginare che clima, che atmosfera sentire, esatto. Questo probabilmente si sente, secondo me, anche nella visione del film. Ce l'abbiamo messa tutta. Con Goffredo sono appunto, non so, 25 anni che ci sopportiamo. Il mio di Carmelo, ma il 95-99% di musiche, di colonne sonore le abbiamo fatte con Goffredo. E quindi sono felice appunto di aver spartito anche quest'ultima esperienza così forte, emotiva, con Goffredo, che chiaramente conosceva anche lui bene Mattia. Peraltro tu, Giuliano, questo poi ne parleremo appunto sull'intervista, con Mattia Torre avevi un rapporto di vecchia data, cioè nel senso sì. non è l'unico film con cui hai fatto con lui. No, ci conosciamo proprio da ragazzini, abbiamo proprio iniziato il nostro lavoro, le nostre carriere proprio insieme, facendo gli spettacoli teatrali nei teatri off di Roma, con 3 spettatori, ma comunque spettacoli di qualità che piano piano hanno invece chiamato gente, e ci siamo fatti piano piano. Da lì poi si sono unite anche le nostre vite diciamo personali, ci siamo sposati, fidanzati quasi contemporaneamente, abbiamo spartito i figli insieme a livello, diciamo, temporale, ecco, quindi cose che uniscono molto, chiaramente, quindi ripeto, ovvio, la sua mancanza è un macigno.
Quindi immagino che per te la cosa sia stata, il lavoro sia stata una cosa all'insegna dell'intensità proprio, no? Credo. Assolutamente. Cercare di dare il massimo, questo si cerca di fare sempre, ogni film, forse in questo caso c'era ancora una spinta ancora di più. In più. Sì. Massimo, dovere, in qualche maniera, capito? Beh, sì. Massimo, vuoi aggiungere qualche cosa appunto per Giuliano? Guarda, mi sono dimenticato nella mia presentazione euforica di dire che anche Giuliano insieme a Carmelo Travia, visto stiamo parlando di Nastri d'Argento, stiamo facendo una diretta, hanno ricevuto ben 2 volte le nomination, anzi 3, per sì. Meraviglioso Boccaccio e Ogni maledetto Natale 2014-2015 e poi nel 2017 con Rosso Istanbul di Ferzan Özpetek. Quindi comunque abbiamo un nominato non a caso. Però io volevo fare un colpo di scena, mentre tu Marco parli con Goffredo, io mi alzo, scompaio, quasi divento ectoplasmatico e vado a prendere una cosa che riguarda Giuliano, che mi sembra giusto in questo momento fare vedere. Quindi io divento quasi invisibile, scappo e torno. Allora io passo a Goffredo un attimo, dai, pronti via, scompari, ti faccio scomparire io, guarda, eccolo qua, vedi? Goffredo, senti, Giuliano parlava del fatto che da quanto tempo lavori con Giuliano, con Goffredo? Dal 1998. Immagino quando il tuo studio era ancora nell'altra sede, quindi di via, non mi ricordo come, la via... Era la Sonic. Esatto. Allora, Goffredo, io la prima cosa che ti domando è questa. Questo è un programma dove sì, parliamo tra di noi addetti, ma insomma c'è pure altri che magari questo lavoro lo conoscono meno e via discorrendo. Mi puoi dire in poche parole, io lo so, che il tecnico del suono, alla fine l'ingegnere del suono, è colui che poi alla fine manovra e manipola il suono dei compositori e delle colonne sonore, quindi alla fine si instaura anche un rapporto molto profondo d'amicizia, eccetera eccetera. Ecco, ci vuoi parlare in poche parole la relazione che c'è tra un tecnico del suono e il compositore, quanto è importante, come la vedi tu, come la vivi? Intanto è una relazione quasi d'amore per Giuliano, no? No, diciamo che ovviamente noi interpretiamo non il lavoro del fonico, lo studio proprio come studio non è una struttura dove accogliamo il compositore piuttosto che l'artista per realizzare una colonna sonora o un qualcosa, ma per condividerla, per arrivare insieme all'obiettivo. Ecco perché le collaborazioni spesso iniziano non dalla registrazione, ma ben prima, quando ancora sono da fare delle scelte, e non tutti gli artisti ci rendono partecipi di queste scelte. Quando siamo coinvolti in queste scelte, ovviamente rendiamo ancora di più, quindi il legame diventa molto, molto forte, molto, ci dà modo di essere ancora di più un braccio ancora più preciso per il compositore. Poi nel caso di Giuliano abbiamo condiviso talmente volte le scelte di un suono che ormai lui sa già cosa dirmi per farmici arrivare, o viceversa, io capisco, no? Quindi il legame con il compositore è importantissimo, al di là dell'aspetto tecnico, perché l'aspetto tecnico, cioè il sapere utilizzare un compressore o un microfono o fare un buon suono, che poi non è sempre una scelta giusta, è un buon suono, magari uno bruttissimo per quella scena o per un certo contesto funziona perfettamente. Quindi la cosa più importante è entrare con la testa in quel mondo di fantasia che era nella testa del compositore quando ha pensato quella musica per commentare quella scena. Questo è l'aspetto un po' più complicato, ecco. Ma evidentemente più hai esperienza con quel determinato compositore, più hai conoscenza di quello che vuole. Come invece che accade quando, nel tuo caso è difficilissimo perché da te ci hanno registrato praticamente tutti, però ti capiterà magari di riniziare un lavoro magari con un nuovo compositore e via discorrendo. Come approcci in questo caso? Per fare un esempio anche calzante con i Nastri d'Argento, abbiamo fatto da poco una nuova collaborazione con il maestro Dario Marianelli, che non aveva mai lavorato con noi,
È stata una buona collaborazione perché la difficoltà sta nella apertura o chiusura dello stesso compositore quando è vicino a noi. Cioè, se si siede vicino a noi una persona che dice ok, guarda, fai quel suono, o voglio più chiaro, voglio più scuro, alzo o abbassa, questo è limitativo, quasi un remote control da parte del tecnico. Mentre invece se c'è l'apertura mentale di condividere qual è il pensiero, nel caso di Marianelli lo è, noi, o almeno io, mi metto in una condizione di apprendimento, anche faccio delle domande fuori luogo, ma solo per ascoltare la risposta e poter capire qual è la direzione che lui voleva prendere rispetto a quella scelta, ecco. E quindi così, diciamo che se il compositore o l'artista lo permette di entrare un po' di più nella sua testa, noi pomposamente possiamo offrire un po' di più. Molto di più. Io ti chiedo, per concludere, innanzitutto facciamo rientrare Massimo che sta lì che aspetta, eccolo Massimo, però ne valsa la pena. Allora guarda, io faccio un'ultima domanda a Goffredo e tu passi poi con l'ultima a Giuliano, gli fai questa sorpresa. Goffredo, per entrare nel dettaglio di questo film invece di Figli, che cosa ti ricordi di questa? Qual è stata la particolarità, le peculiarità invece di questa colonna sonora? Ti ricordi qualcosa in particolare? Beh, diciamo intanto sul piano personale l'abbiamo sentito tutti perché già da Boris insomma abbiamo collaborato molto, ma soprattutto c'era la stragrandissima attenzione di Giuliano in quel progetto, perché lo sentiva tantissimo e lo diceva durante e anche prima, era veramente un po' in ansia per questo, per approcciare bene e per soprattutto concretizzare bene il lavoro, perché era molto 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 sensibile, e quindi poi la sua attenzione automaticamente si è trasferita su di noi e abbiamo cercato di fare il massimo. Mi ricordo che aveva paura di essere invadente o no, di fare troppo o troppo poco, fare questa scelta, l'avrebbe condivisa o non l'avrebbe condivisa, insomma, questo è stato l'aspetto più particolare di questo lavoro. Per il resto Giuliano ha fatto come sempre bello, un meraviglioso lavoro con Carmelo, il grande Carmelo. Certo, con Carmelo assolutamente. Carmelo, ti vorrei dire intanto che chi non ha letto l'intervista a Goffredo, colonnesonore.net, lo invito a farlo, l'ho pubblicata il 26 marzo scorso ed è una bellissima intervista perché è un'intervista umana, ha una sincerità passionale che a me piace tantissimo in Goffredo, e questo lo ringrazio tanto dell'amicizia che mi ha dato prima di fare questa intervista. Ora faccio questo regalo a Giuliano perché io la considero la colonna sonora di Figli una bellissima colonna sonora. Io poi adoro la musica italiana e Travia, faccio questa sviolinata proprio in maniera indiretta con questo regalo. Il vinilone. Guardate, Giuliano mi ha anche autografato, non si vedrà benissimo, però c'è un autografo sentito molto bello, e oggi al tempo del digitale di tutto questo file che per me è quasi inesistente, intoccabile, irreale, io amo il vinile e questo aspettate, faccio pure io un regalo. Che beltà, la diretta dei regali. Io invece faccio un regalo, questo è il dato del primo lavoro di Giuliano Taviani. No, che meraviglia! Che figata! Che ronda che sorpresa! Giuliano, non so niente da farti vedere. Niente. Io se poi faccio una fotografia con la collezione che ho tua di CD, però vabbè, sono soddisfattissimo già, grazie mille. Compratelo che è una bella colonna sonora, si meritava la nomination, ma lo dico così giusto per. Senti, chiuderei con una domanda a Giuliano, visto che è stato un collaboratore, un amico e via discorrendo. Che rapporto aveva Mattia Torre con la musica? Un ottimo rapporto come ascoltatore, suonava anche un po' la chitarra, come ascoltatore era un ottimo ascoltatore, aveva le sue idee, non facilissime, spaziava da tantissimi generi, quindi non ti posso dire che aveva un genere preferito. Nel lavoro era attentissimo veramente alle note. Su ogni maledetto Natale mi ricordo che
ci fu una lotta tra me, Carmelo e lui, perché c'erano 3 nodi di pianoforte che ormai avevamo registrato, il pianoforte vero da Goffredo, e quindi non si potevano togliere. E abbiamo fatto una lotta, ecco, quindi era molto meticoloso così su tutto, ma proprio perché comunque dava un valore molto forte alla musica quando ce n'era bisogno, ovviamente. E che mica è poco importante questo. No, allora ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, con Giuliano ci si vedrà presto nella monografica, con Goffredo spero al 70 presto ci sarà modo di se lui è d'accordo, di dedicare a lui, che di compositori ne ha conosciuti qualcuno. Poi ti rivedrò in studio prima o poi a te, no? Sì, quando ci liberano, quando riapre, quando inizia il lavoro, sì. Ok, ciao ragazzi, grazie di tutto. Grazie a voi, ciao. Ciao Giulia. Ciao.